oggi l'ordinanza che il sindaco di Treviso aveva annunciato nel nostro telegiornale: da domani obbligo di mascherina o protezione del volto per girare in tutta la città. In queste ore intanto una nuova ordinanza anche dalla Regione, valida per tutto il Veneto dalla mezzanotte, obbligo di guanti e mascherine per chi sale sui mezzi pubblici. Nel frattempo è iniziata la distribuzione dei buoni spesa a Treviso, 80 stamane e domani 150, 1200 le domande pervenute, accolte il 95% delle richieste che vengono soprattutto da coppie. Si riducono i contagi nelle terapie intensive e cala la pressione. Nei prossimi giorni, annuncia Zaia, si definirà la scaletta delle riaperture anche degli ospedali e del ritorno alla normalità di quelli Covid. Il fondatore di Arpera Monastieri, titolare della Turbosol di Breda, lo storico sarto di Fra Giocondo Calzavara, 3 volti del tessuto produttivo di Marca portati via dal coronavirus. Il dramma della bimba di 2 anni annegata nel Brentella, a Crocetta del Montello, aperta dalla procura un'inchiesta per omicidio colposo. Parla il vicino che si è gettato in acqua per tentare di salvarla. Si è spenta questa mattina nella sua abitazione di Farra di Soligo Luigia Ruggeri, tra i più anziani del Veneto, aveva 107 anni. Domani è l'anniversario del bombardamento del Venerdì Santo che devastò la città di Treviso. Per la prima volta i rintocchi della torre civica in una piazza deserta. La commemorazione in onda su Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo naturalmente con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus, con i dati, gli ultimi dati arrivati dalla Regione. In totale sono 11.698 le persone risultate positive al tampone, 1.731 nella Marca trevigiana, con un incremento di 5 casi rispetto al bollettino di questa mattina. Sono invece in tutto il Veneto 10.025 le persone attualmente positive, nella Marca sono 1.396, 130 invece complessivamente le persone che hanno perso la vita nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere della provincia di Treviso, 205 i negativizzati. 4.072 invece i soggetti in isolamento domiciliare nella Marca trevigiana, 19.595 invece in tutto il Veneto e sono 684 invece in tutto il Veneto i deceduti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere della Regione. Per quanto riguarda i ricoveri, sono 1.577 in tutto il Veneto, con meno 25 pazienti, 316 in terapia intensiva, meno 6 pazienti rispetto a questa mattina. 1.225 i dimessi e sale anche il numero delle vittime, sono purtroppo 625 con un incremento di 16 deceduti rispetto a questa mattina. Tra questi 2 persone che erano ricoverate all'ospedale di Treviso, 1 all'ospedale San Camillo e 2 che erano ricoverati nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. Questa mattina il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha firmato l'ordinanza che obbliga i cittadini ad utilizzare la mascherina o un'altra protezione del viso quando escono di casa. L'annuncio di questa ordinanza, ve lo ricorderete, lo aveva fatto proprio in diretta nel corso dei nostri telegiornali venerdì sera. Il sindaco Conte lo aveva annunciato proprio su Antenna 3 venerdì sera in diretta nel telegiornale di Treviso, che oggi avrebbe firmato un'ordinanza che obbliga i cittadini che si spostano sul territorio comunale ad utilizzare la mascherina. I dati sicuramente leggermente più positivi non devono però indurci ad abbassare la guardia e quindi un richiamo che faccio ai cittadini è quello di rendere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine piuttosto che di un foulard o di qualsiasi altro oggetto che possa proteggere la bocca e le vie respiratorie. Conte, primo sindaco in Veneto ad adottare un provvedimento simile, ribadisce la necessità di continuare a seguire le misure per limitare il contagio. Intanto nel capoluogo della Marca è iniziata la distribuzione dei buoni spesa Treviso Solidale, 80 quelli consegnati nella prima giornata da Protezione Civile e Polizia Locale. Sono in totale 1200 le domande che sono arrivate e sostanzialmente sono 95% le domande che vengono accolte. Sono persone soprattutto che in questo momento non hanno la possibilità di avere soldi contanti per fare la spesa. La maggioranza sicuramente sono coppie, quindi sono le coppie di coniugi o comunque conviventi che stanno chiedendo sostanzialmente la maggior parte di questi buoni.
E nel pomeriggio il governatore Zaia ha firmato una nuova ordinanza che vale su tutto il territorio regionale che riguarda i trasporti su ferro, acqua e gomma, compreso anche il trasporto non di linea di taxi e noleggio con conducente per i servizi atipici, nei quali dalla mezzanotte di oggi ci sarà l'obbligo di mascherine e guanti. Con questa ordinanza abbiamo voluto uniformare in tutto il territorio regionale l'uso di mascherine e guanti nei mezzi di trasporto pubblico locale, quali treni, autobus e vaporetti, ma anche a bordo dei taxi e delle attività di noleggio operanti nel Veneto sia su gomma che su acqua, ha spiegato l'assessore ai trasporti e alle infrastrutture Elisa De Berti. Da 625.000 a 259.000 transiti alla settimana a Treviso, ma negli ultimi giorni il trend è di nuovo in salita e la polizia locale annuncia una stretta. Dobbiamo sicuramente potenziare i controlli perché qualcuno sta mollando. Città deserta o quasi, o meglio ancora non sempre. La polizia locale di Treviso ha analizzato i dati dei passaggi sotto le 20 telecamere di sorveglianza comunali dall'8 marzo, quando è scattato il blocco totale, a oggi. Da 625.000 i transiti sono scesi a 259.000. C'è stato un abbattimento quasi del 50% rispetto alla prima settimana, però c'è stato un leggero incremento negli ultimi giorni dell'ultima settimana. C'è dunque chi ha iniziato a eludere il divieto di rimanere a casa. Stando ai numeri, succede, contro ogni logica, nel fine settimana o a ridosso, a esclusione della domenica, dove dai 103.000 transiti del 15 marzo si è arrivati a meno di 10.000. Nella giornata di ieri ci sono state 9.000 transiti, ci sono stati 9.000 transiti rispetto ai 100.000 circa della prima domenica di marzo. Quindi direi veramente i cittadini di Treviso si sono comportati molto bene. Quello che ci preoccupa è il 12% in più di sabato scorso rispetto al sabato precedente. Quindi dovremo intensificare sicuramente i controlli in certi giorni. Quello che emerge in modo particolare è che l'incremento è su 4 zone, su 4 portali, quindi oltre a fare i controlli naturalmente su tutto il territorio, intensificheremo i controlli anche e soprattutto in quelle 4 zone. Il comandante non rivela quali siano, ma si deduce che ingresso e uscita dalla città avvengono su direttrici che non sono quelle consuete. Non dobbiamo operare o uscire cercando di circuire i controlli, dobbiamo rimanere a casa, questo è l'obiettivo principale. Questa mattina consueto punto stampa del governatore Zaia sull'emergenza coronavirus, presidente che ha parlato anche del dopo emergenza, sia per quanto riguarda l'attività degli ospedali sia dal punto di vista dell'economia. Questa è la settimana definitiva per i veneti. Da un lato siamo felici perché il lavoro fatto dai cittadini pesa sui dati, ma anche preoccupati perché non sappiamo cosa succederà con le aperture. Ha esordito così il presidente Zaia nel quotidiano Punto Stampa. I prossimi giorni saranno determinanti per capire qual è la strada da percorrere e si pensa ai prossimi passi che in Veneto passano attraverso una data ormai alle porte, quella del 15, quando scadrà il piano delle restrizioni dell'attività sanitaria. Noi stiamo ripensando a una riscrittura di quell'ordinanza e vi dico che io ho anche la speranza di pensare anche se ci riuscissimo quasi anche di revocarle. Sarà necessario valutare i carichi di lavoro degli ospedali, ha spiegato il presidente, che questa mattina ha affrontato il tema in videoconferenza con i direttori generali. Ho detto ai direttori generali, in particolar modo al dottor Scibetta e al dottor Simoni, di farci pervenire per oggi un'idea di inizio di ripartenza di 2 ospedali principali che sono lo Schiavonia e Sant'Orso. 2 ospedali attualmente con pazienti Covid, ancora strategici, ma in un'ottica di fine emergenza, spiegato Zaia, dovrà riprendere l'attività ordinaria dei nosocomi e in quest'ottica di lento ritorno alla normalità trovano posto i letti di terapia intensiva con oltre 1 migliaio di macchinari complessivamente allestiti per affrontare l'emergenza. Verranno disallestiti solo quelli che tecnicamente sono ingombranti. Noi abbiamo dovuto allestire le terapie intensive nelle sale operatorie, cioè dove prima operavano, oggi ci sono i letti agganciati, quindi quelli dobbiamo sgomberare tutti perché non possiamo fare una camerata su una sala operatoria, ma tutto quello che possiamo lasciare pronto all'uso, che sia coronavirus futuro o che sia utilizzo ospedaliero, lo lasciamo. Piano di ripresa sanitaria che non dimentica i medici in pensione richiamati in queste settimane, un patrimonio che il Veneto vorrebbe mantenere anche dopo l'emergenza. C'è una dotazione di personale che assolutamente noi vorremmo ottenere sul fronte dei medici, a noi non bastano mai, che sia chiaro.
e non voglio sentir dire da nessuno che la Regione non li ha assunti. Non ci sono. Ma negli ospedali si continua a combattere contro il Covid-19. Parallelamente la lotta al virus passa anche attraverso i test seriologici condotti dalle università di Padova e Verona su un campione rappresentativo di 2-3 mila casi per verificare la presenza di anticorpi. Posso annunciare che è iniziato. Accanto alla ripresa dell'attività sanitaria c'è quella economica. Zaia si è detto pronto a lavorare questa settimana con il governo per discutere del nuovo DPCM. Per quanto riguarda le riaperture, il governatore veneto spiega di immaginare una fase di transizione. Noi abbiamo già un'idea di come aprire e anche magari qualche azienda in maniera molto sperimentale per analizzare anche altri aspetti. Ci sono molti imprenditori che si sono anche proposti di essere cavia nella riapertura. E per i negozi? Dobbiamo vedere come va questa settimana e alla volta di venerdì io vi dico già quali saranno le scelte, nel senso che bisognerà vedere i dati. Per questa settimana può riportarsi nell'oblio o andare verso uno svuotamento. Non possiamo abbassare la guardia perché la situazione potrebbe cambiare da un giorno all'altro. Ecco che l'appello rimane sempre lo stesso: stare a casa ed evitare assembramenti, anche e soprattutto durante Pasqua e Pasquetta. Farò una proposta di fissare un giorno di Pasqua e Pasquetta un po' più avanti e lo celebreremo tutti, facciamo così. Insomma, facciamo in differita. Propongo la Pasqua e la Pasquetta in differita come festeggiamento. Attenzione, non come rito religioso, sto parlando come pranzi e scampagnate. Entro martedì prossimo tutti gli ospiti e gli operatori delle case di riposo trevigiani saranno sottoposti al test Covid. Lo ha annunciato il direttore generale dell'USL 2 Benazzi questa mattina in diretta Facebook. Screening completo delle case di riposo con test su tutti gli 11.673 tra ospiti e operatori. In diretta Facebook il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi annuncia che verrà completato entro martedì della prossima settimana. La nostra idea è di chiudere tutto in 7 giorni. Abbiamo sostanzialmente all'oggi testato 1.872 tra ospiti e ovviamente operatori. Complessivamente ne mancano 9.801 su 11.673 complessivi. Faremo circa 1.500 test rapidi al giorno. La reale situazione degli istituti si avrà solo a screening completato, aggiunge Benazzi, invitando a trarre eventuali conclusioni solo alla fine. Qualcosa però già dice il campione attualmente disponibile. Abbiamo sempre una positività che va dal 7-8% degli operatori e ovviamente si è molto abbassata, come dicevo, diluendo ovviamente il numero di persone, di ospiti che vengono testati, si è abbassata sotto il 30%. Al Cesana Malanotti di Vittorio Veneto la situazione più complessa e il più impegnativo dei focolai negli istituti di riposo trevigiani. Abbiamo avuto la disponibilità da parte di 3 cooperative dell'ULSS. Abbiamo fatto il bando che scade il 10, ma già da oggi 25 OSS e 3 infermieri hanno fatto domanda. Abbiamo avuto la disponibilità dal Forlense del San Camillo per avere 14 operatori. Saremo in grado di sopperire e di aiutare le case di riposo che sono in difficoltà dal punto di vista degli operatori. Una situazione causata anche dall'iniziale carenza di mascherine fondamentali negli spazi chiusi per contenere il contagio. Abbiamo avuto un mese di panico totale. Benazzi conclude con i numeri rilevanti dell'attività dello Spisal per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento tra lavoratori. Noi abbiamo testato 2.054 ditte con 42.669 lavoratori che hanno fatto un grandissimo lavoro e sono andati, come dire, a educare, a fare prevenzioni all'interno delle aziende, proprio nella logica poi futura di, se dovessi lentamente riaprire, avere anche la possibilità di avere testato un numero così importante di aziende. Lasciamo per un attimo l'emergenza coronavirus, parliamo della tragedia che si è abbattuta ieri a Crocetta del Montello con la morte della piccola Leisa che ha sconvolto la comunità di Ciano. Il vicino di casa che si è buttato nel canale nel tentativo di salvarla non riesce nemmeno a parlare. Non posso dimenticare, dice, l'immagine di quel corpicino. Intanto il pubblico ministero ha aperto un fascicolo, per ora senza nomi, per omicidio colposo e per omessa sorveglianza.
Un dramma che ha ancora molte domande senza risposta. Aleisa, 1 anno e 11 mesi, è caduta nelle acque del Brentella. Stava giocando nel giardino vicino alla sua abitazione. Un attimo e si è consumata la tragedia. Con lei sembra ci fosse la famiglia, ma la piccola avrebbe raggiunto la riva senza che nessuno se ne accorgesse. A raccontare ai nostri microfoni quei terribili momenti, il vicino che si è gettato nel canale per soccorrerla. Un ragazzo che stava percorrendo il canale, lungo il canale qua, è venuto qua di corsa, forse non si rendeva neanche conto, ha detto c'è un bambino dentro sul canale, sono corso fuori e il bambino ormai lui l'aveva visto qua, no? È andato sotto il ponte, stava andando giù, e ha chiamato per una corsa e mi sono buttato dentro. Dal punto in cui è caduta a dove è stata recuperata sono circa 300 metri. Senza esitazione il signor Paolo si è gettato in acqua. Sono andato dentro e basta, l'ho sollevata, l'ho buttata fuori, gliel'ho passata a sto ragazzo che era totalmente in panico, poverino, perché piangeva come cosa. E basta, così è andata. Ho provato a fare questa rianimazione finché è arrivata il SUEM lì, però anche loro sono andati avanti una quarantina di minuti, però si vedeva che non dava segni di vita. Sul posto sono arrivati subito anche i carabinieri, immediate le indagini per capire quando e perché Aleisa è sfuggita al controllo dei genitori. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati, con l'accusa di omicidio colposo per omessa vigilanza. Con la voce rotta dal pianto, il signor Paolo ci dice: Mi rimane dentro l'immagine della bambina. Il paese è sotto shock ed il comune intanto si è attivato per fare tutto il possibile per la famiglia. Faremo il possibile con i nostri servizi, con i servizi sociali, con le forme di supporto che possono esserci alle persone che si trovano a dover vivere uno shock del genere. Ovviamente saremo presenti e andremo a seguire quelle che saranno le necessità della famiglia. Nelle prossime ore l'autopsia sul corpicino della piccola, solo al termine delle indagini si potrà capire come Aleisa sia potuta cadere nel canale. Torniamo a parlare di coronavirus a partire dal tema della ripresa delle attività produttive dopo lo stop determinato dal contagio. Da Confindustria Veneto l'annuncio del riavvio di alcuni cicli produttivi, mentre sempre oggi il prefetto di Treviso risponde ai dubbi avanzati dai sindacati sulla sicurezza antivirus nei luoghi di lavoro. Se i sindacati hanno delle doglianze specifiche ci facciano i nomi e i cognomi, perché ogni decisione può essere rivista, però così sparare nel mucchio non credo che sia di alcuna utilità. Questa è la risposta della Prefettura sul tema imprese attive nonostante il contagio. Al centro le autorizzazioni all'operatività sulle quali i sindacati nutrono forti dubbi. In ballo c'è la sicurezza dei lavoratori, ma anche una possibile ripresa del contagio, in una giornata come quella odierna che ha rivisto in Veneto la ripresa di alcuni cicli produttivi, confermata da Confindustria Veneto. Il principio nella Marca, sottolinea il prefetto, è quanto mai chiaro. Intanto per l'ennesima volta mi tocca dire che le prefetture in realtà non sono chiamate a dare via libera, ma casomai a sospendere delle attività che già proseguono. Questo per stabilire che la competenza operativa sulla salubrità nei luoghi di lavoro è degli SPISAL per le aziende che non hanno già avuto dal decreto ministeriale l'autorizzazione in quanto funzionali alle filiere necessarie. Poi ci sono le aziende che hanno avanzato istanze in prefettura perché ritengono di appartenere proprio a queste filiere, per le quali la prefettura può o meno emettere solo delle sospensioni di attività. Ad oggi, siccome le domande continuano ad arrivare, siamo arrivati a 2.800 istanze o comunicazioni che dir si voglia. Di queste abbiamo esaminato circa 1.700-1.800 perché noi lavoriamo praticamente tutti i giorni, anche il sabato, e abbiamo adottato ad oggi 114 sospensioni. Non poche, sottolinea il prefetto, considerando che ad esempio a Padova i provvedimenti al momento non sarebbero più di una trentina. Resta comunque il fatto, conclude il prefetto, che prima di tutto c'è sempre la sicurezza dei lavoratori. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Tante centinaia le persone decedute a causa del coronavirus, tra loro anche il fondatore di Arpera Monastieri, il titolare della Turbosol di Breda e poi lo storico sarto di Fra Giocondo Calzavara, tra i volti del tessuto produttivo della Marca portati via appunto proprio dal Covid-19.
Il Covid-19 si sta portando via la generazione di chi ha fatto crescere il Veneto. Lo abbiamo sentito ripetere tante volte dall'inizio dell'emergenza e la cronaca di queste ultime ore lo testimonia tristemente. Addio a Luigi Feltrin, storico fondatore dell'azienda Harper di Monastier, morto a 85 anni a Vedelago. Malato da tempo, le sue condizioni si sono aggravate dopo aver contratto il virus. Originario di Vaglio di Roncade, l'esperienza da emigrante, poi nel 1989 l'avvio dell'azienda di design insieme ai figli Claudio e Mauro. È l'associazione industriale ad annunciare invece la scomparsa a 77 anni di Giampaolo Garattoni, socio di maggioranza dell'azienda Turbosol Produzione di Breda di Piave, specializzata in macchine per l'edilizia. Maestranze, collaboratori e soci, si legge nella nota, sono in lutto e partecipano al dolore della famiglia. Pesarese aveva guidato la cordata che aveva acquisito l'azienda da un fondo privato durante la crisi economica, rilanciandola, azienda con alle spalle 65 anni di storia. A Treviso, infine, se n'è andato Carlo Calzavara, aveva 87 anni e per 63 ha confezionato abiti da uomo nella sua sartoria di via Fra Giocondo. Fatale anche per lui l'infezione da Covid-19. Nel 2019 aveva ricevuto da Confartigianato un riconoscimento per la sua vita di lavoro e per aver vestito per decenni personalità della politica e della lirica. Si è spenta questa mattina, lasciamo la pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Nella sua abitazione di Fara di Soligo, Luigi Ruggeri, tra i più anziani del Veneto, aveva 107 anni. È stato il governatore Zaia durante la consueta conferenza stampa a ricordarla. Luigia, conosciuta come nonna Gigetta, aveva attraversato 2 guerre mondiali, aveva sempre vissuto a Farra e oggi il sindaco Mattia Perencine, che lo scorso 22 ottobre aveva partecipato alla festa per i 107 anni, la ricorda come un monumento eroico. Anche il consorzio del Prosecco Conegliano Valdobbiadene sulla pagina Facebook l'ha voluta ricordare. La signora Luigi infatti era stata protagonista di un articolo della rivista Visit Conegliano Valdobbiadene. Nei prossimi giorni verrà celebrato il funerale in forma privata, al quale prenderà parte anche il primo cittadino di Farra. E la cronaca con un tentato furto aggravato in concorso, l'operazione dei carabinieri del radiomobile che hanno arrestato un cittadino originario dell'Albania residente a Villorba con precedenti penali e deferendo in stato di libertà all'autorità giudiziaria per i minori di Venezia un minore del 2005 residente a Treviso, in quanto i due alle 21 a Villorba tentavano di sfondare la vetrata della porta principale del bar pizzeria tabaccheria Giardino, fuggendo in quanto si sono visti scoperti dal titolare. I due venivano immediatamente rintracciati e fermati dai militari della sezione radiomobile, coadiuvati dal personale delle volanti della questura di Treviso. In seguito ad una perquisizione personale sono stati rinvenuti e naturalmente sequestrati gli attrezzi da scasso e un passamontagna. E adesso cambiamo argomento, perché domani saranno 76 anni dal bombardamento del Venerdì Santo che devastò la città di Treviso. Per la prima volta nella storia, in una piazza dei Signori totalmente deserta, risuoneranno i rintocchi della Marangona sulla torre civica. Per questo Antena 3 seguirà l'intera cerimonia con collegamenti da diversi punti della città. Sono passati 76 anni da quel 7 aprile 1944, quando il bombardamento alleato distrusse l'80% della città di Treviso. 1600 vittime, oltre 100 i bambini che rimasero sotto le macerie di case e palazzi distrutti. E il 7 aprile del 2020 sarà una data che ricorderemo per un'altra guerra con altre vittime. Non il fischio delle bombe, ma le sirene delle ambulanze, non il fragore degli scopi, ma il ronzio dei ventilatori nelle terapie intensive, non elmetti e caschi di soldati e pompieri a scavare tra le macerie per salvare qualche vita, ma camici, guanti, visori e mascherine di medici, infermieri e personale sanitario in prima linea per strappare ogni vita alla condanna del contagio. Così domani la campana suonerà in una piazza dove fisicamente ci sarà solo il sindaco a rappresentare tutti i trevigiani, che comunque saranno con lui seguendo la serie di collegamenti che Antena 3 ha predisposto in diversi punti della città. Al termine del bollettino quotidiano del governatore Zaia, il primo passaggio sarà proprio per i rintocchi della torre civica nel silenzio irreale della città. 10 minuti dove scorreranno anche le immagini girate nelle ore successive al bombardamento del 44. Poi ci collegheremo con il Duomo per seguire la riflessione del vescovo Michele Tomasi, a seguire il collegamento con la prefettura per un saluto e un ricordo ai trevigiani del prefetto Maria Rosaria Laganà e subito dopo con il Salone dei 300 e il messaggio del sindaco Mario Conte ai cittadini.
L'ultimo collegamento sarà con la chiesa di San Francesco, dove il tenore Francesco Grollo intonerà 3 canti. Il primo sarà in ricordo dei 1600 morti di 76 anni fa. Il secondo in un ideale abbraccio di condivisione del dolore dei familiari e delle comunità per le vittime del contagio. Mentre l'ultimo sarà un canto di speranza, dedicato a chi combatte in prima linea nelle corsie degli ospedali e nelle case di riposo, ma anche per chi continua a resistere, restando a casa. Grave lutto nel mondo della scuola trevigiana. È mancata nella Domenica delle Palme la professoressa Gloria Cappello, docente di storia e filosofia per oltre 30 anni al liceo classico Canova. Aveva 70 anni, originaria di Cavaso, si era laureata nel 1971, non ancora 22enne, in storia e filosofia con il massimo dei voti all'Università di Padova. Accanto all'insegnamento, la professoressa Cappello ha coltivato la ricerca di storia della filosofia, da cui sono nati numerosi saggi. La sua opera maggiore, il volume di quasi 1000 pagine dedicato a Luigi Stefanini, edito nel 2006. Tra gli incarichi ricoperti quello di presidente dell'Associazione Filosofica Italiana di Treviso e di presidente della Fondazione Luigi Stefanini. L'ultimo saluto alla professoressa Cappello verrà dato in forma strettamente privata nel cimitero di Cavaso. E adesso è il momento di aprire la nostra pagina con tutte le notizie da Belluno e provincia. E anche per quanto riguarda la provincia di Belluno guardiamo subito tutti gli aggiornamenti con gli ultimi dati sul contagi e i ricoveri da Covid-19. Nella provincia di Belluno sono 577 complessivamente i casi con tampone positivo, con un incremento di 19 casi rispetto a questa mattina. 518 coloro che sono attualmente positivi, 27 i deceduti in ospedale e nelle strutture extra ospedaliere, 32 negativizzati. Sono invece 1328 i soggetti in isolamento domiciliare. E ancora per quanto riguarda i ricoveri, i decessi in particolare, purtroppo si registra tra le 16 vittime in più nel Veneto da questa mattina una persona che era ricoverata all'ospedale di Belluno. E non si arresta la campagna dei tamponi nel bellunese. Alle 16 di ieri pomeriggio il numero di esami ha quasi raggiunto quota 9.000. 4.673 dei quali ai soli dipendenti dell'USL 1, ai quali è stato ripetuto più volte. Nelle case di riposo sono stati sottoposti a tampone 1.150 dipendenti e 200 ospiti. E al momento i casi positivi sono risultati 30 tra il personale e 72 tra gli anziani. Ma si tratta di un dato indicativo e dinamico e soggetto a rapida mutazione. Da venerdì scorso l'attività di screening nelle 32 strutture per anziani della provincia di Belluno procede secondo calendario ed è affidata ad una task force che lavora assieme ad unità operative multidisciplinari costituite per monitorare l'emergenza. Intanto è scontro tra CGIL e Confindustria per la decisione di riaprire anticipatamente le fabbriche. Ieri la polemica si è accesa dapprima sulla stampa, poi è proseguita a distanza sui social in un botta e risposta durissimo tra la FIOM di Belluno e il direttore degli industriali bellunesi. Più che ramoscelli d'ulivo, grandi mazzate a colpi di corone di spine, la pace sociale, quella sancita a Palazzo dei Rettori poche settimane fa, è durata da Natale a Santo Stefano, fra CGIL, FIOM e Confindustria Belluno Dolomiti. A dare fuoco alle polveri le dichiarazioni del direttore degli industriali Andrea Ferrazzi sul Corriere delle Alpi, seguite a stretto giro da un cinguettio su Twitter contro i sindacalisti di CGIL e FIOM. La loro inadeguatezza è sconcertante. A muovere Ferrazzi la contrarietà del sindacato alla riapertura anticipata delle fabbriche. Nel picco della pandemia la priorità è l'emergenza sanitaria, dice oggi a bocce ferme il segretario di CGIL Belluno Mauro De Carli, che comunque non nasconde il suo disappunto sul virulento attacco al sindacato. Comprendiamo se hanno scelto di dichiarare che l'emergenza virus è chiusa. Noi siamo invece ancora molto preoccupati di questa pericolosità dell'aumento dei contagi. Inutile dire che la preoccupazione è grande fra i lavoratori. Se tu non puoi andare al ristorante, se tu non puoi muoverti di casa, se tu devi rimanere chiuso in casa il più possibile nel resto della tua giornata, perché mai dovresti andare dentro i luoghi affollati? Sono comunque le aziende, anche se verrà sicuramente rispettato le distanze, e su questo vi vigileremo in maniera ferrea nei prossimi
giorni. Per De Carli un errore pensare di contrapporre l'emergenza sanitaria a quella economica con forzature che rischiano di compromettere gli sforzi fatti fino ad ora, sia da parte delle aziende che dei lavoratori a cui la cassa integrazione ha decurtato il salario del 50%. Nessuno al momento ha la ricetta per la ripresa, che da qualunque parte la si guardi, senza un cambiamento del modello produttivo sarà di lacrime e sangue. Abbiamo di fronte un mondo produttivo, un mondo complessivamente produttivo a livello mondiale che avrà necessità di un forte cambiamento. Quindi gli strumenti economici che dovranno essere messi in campo dal governo e i governi europei, speriamo, riusciranno a mettere in campo, serviranno probabilmente per un modello produttivo che dovrà per forza cambiare. E poi c'è la quarantena forzata vista con gli occhi dei bambini. E allora c'è l'esperienza dell'asilo Cairoli a Belluno, dove la scuola dell'infanzia è online per seguire i più piccini. Un ognomo che racconta ai bimbi cos'è il virus e le accortezze da mettere in atto, una visita virtuale all'acquario, gli alberi fioriti per l'inizio della primavera, il video saluto dei pesci che vivevano a scuola e che oggi sono ospiti delle maestre, i video saluti di tutte le maestre. Andrea e i piccini che frequentano la scuola dell'infanzia comunale Cairoli di Belluno non sono stati abbandonati a loro stessi. Le maestre si sono organizzate al pari delle colleghe della scuola primaria. La Cairoli ha attivato Google Drive, il programma dove le maestre sin dai primi giorni di chiusura caricano attività adeguate all'età. Gli stimoli non mancano. Ecco fatto un pesce d'aprile. I lavoretti eseguiti dai bambini vengono raccolti dalle rappresentanti di sezione e le maestre creano delle mostre virtuali, un modo per avvicinare i bimbi alla scuola e farli sentire vicini ai loro compagni. Con Andrea in casa c'è la sorellina maggiore Arianna che frequenta la seconda elementare a Borgo Piave. Anche Arianna riceve ogni domenica attraverso Google Drive i compiti da tutte le insegnanti per la settimana successiva, cadenzati per giornate. Dai fiori nascono i baccelli, dentro i baccelli i semi. Per i genitori un metodo molto valido che garantisce ai piccoli alunni la possibilità di darsi obiettivi quotidiani. I compiti assegnati, spiega mamma Lara, sono sempre arricchiti da video o vocali di spiegazione che sono molto graditi perché mantengono un contatto con le insegnanti. Spesso arrivano anche video sulla realizzazione di lavoretti da poter facilmente realizzare a casa, così come fondamentale per l'elaborazione dell'emergenza è stato l'input di realizzare con fogli e cartoncino un diario su cui scrivere gli eventi significativi di questo periodo. L'attesa per la correzione dei lavori è sempre grande ed arriva assieme a un pensiero personale che le maestre dedicano all'alunno, un modo speciale in tempo di emergenza per infondere e coltivare il senso di comunità. E allora adesso vediamo un collage con le vostre foto, i vostri video, con quell'arcobaleno e quel messaggio di speranza. Andrà tutto bene. Con queste immagini termina questa edizione dei nostri telegiornali. Adesso vi lascio al meteo e poi ci sarà ancora la nostra edizione straordinaria con due rappresentanti della CISL per affrontare diversi aspetti, dalla situazione degli anziani a quella che è la situazione dei lavoratori in questo difficile momento legato al coronavirus. E poi vi ricordiamo questa sera alle 21:15 come ogni lunedì torna a Ring, la politica alle corde, naturalmente sempre per parlare di emergenza coronavirus. Grazie per l'attenzione, buona serata.
Benvenuti al Meteo. Il nostro territorio continua ad essere protetto dall'alta pressione, la quale garantirà una settimana santa all'insegna di un tempo stabile. Vediamo intanto il dettaglio di martedì 7 aprile. Sul Veneto sarà asciutto da mattina fino a sera, il tempo si manterrà ampiamente stabile e soleggiato su tutti i settori della nostra regione. Il cielo poi si presenterà sereno e sgombro da nubi. Temperature in aumento, torneranno infatti sopra la media del periodo, minime tra i 4 e i 10 gradi, valori massimi invece tra i 19 e i 21 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole ovunque e precipitazioni assenti. Anche qui il cielo sarà terso e limpido. Temperature minime tra 7 e 12, massime tra i 19 e i 22 gradi all'incirca. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà soleggiato dappertutto e nuvolosità assente come vediamo. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, valori massimi invece fino a 23 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.